Ed eccoci pronti per il nostro spazio Artisti in Vetrina. Parliamo di una band, tra l'altro sono molto molto bravi, hanno una grinta e un'energia pazzesca. Sto parlando dei Carbonica. Ho il piacere di parlare direttamente con Riccardo, appunto, dei Carbonica, di questo nuovo progetto, di questo lavoro e di questo singolo, appunto, di questa rock band siciliana che è uscita con un nuovo disco di cui adesso ci racconterà proprio Riccardo. Quei colori. Ciao Riccardo. Ciao Paola, ciao a tutti. Buongiorno, ben trovato. Allora Riccardo, cominciamo subito a parlare con L'inganno, che è proprio il singolo che ha anticipato questo album, no? Esatto, l'inganno appunto il singolo apripista, anche se in realtà altri due singoli erano usciti nel 2014 e nel 2015, insomma siamo presi un po' di tempo prima di far uscire tutto il disco, ecco, di pubblicarlo. Senti, L'inganno, ho avuto modo anche di vedere il video, libertà, aria, dignità, insomma ci sono degli argomenti molto forti all'interno di questo brano. Sicuramente sì, dico, alla fine noi non siamo mica delle star, quindi abbiamo vissuto un po' quello che sono state le conseguenze della crisi economica, di tutto il resto, diciamo, dalle perdite di lavoro diciamo, alle problematiche normali di tutte le persone. Quindi alcuni brani sono venuti fuori un po' per rabbia, diciamo, lo possiamo dire. La vostra band, tra l'altro, sta insieme da un bel po' di anni e adesso in mezzo alla rabbia ci sono anche quei colori, però, perché il titolo dell'album sembra anche un nome positivo, tutto sommato, no? Sì, di fatto nel disco c'è tanta voglia di riscatto, è un po' come appunto la title track del disco, che è Quei colori, è un po' un modo di vedere le cose in maniera più umana, meno quantitativa e numerica. I colori sono un po' tutto quello che ci rende vivi, ci rende umani, ci rende anche capaci dei nostri pensieri, non di seguire dei dogmi prestabiliti. Ci sono sicuramente all'interno, mi dicevi, anche un po' di proteste, un po' di rabbia. Ecco, cosa vi fa arrabbiare maggiormente? E a noi fanno arrabbiare particolarmente tutte quelle situazioni in cui dei potenti, qualcuno insomma che ha una posizione di comando, ha la possibilità di gestire le cose a suo piacimento, manipolano le cose e fanno in modo che chi magari è impotente da questo punto di vista debba per forza sottostare a quelle regole. Senti Riccardo, io tra l'altro sono molto contenta di salutare anche gli altri componenti della band, perché la band è come una famiglia, una squadra, quindi mi fa piacere salutare anche gli altri. Li vuoi salutare tu direttamente, così almeno conosciamo meglio anche Carbonica? Certamente sì. Harry Found alla batteria, Orazio Basile alla chitarra, Marco Micelli alla chitarra e Giuseppe Puglisi al basso. Chi scrive i brani e quando vengono scritti i brani dei Carbonica? Cosa accade? C'è un rito particolare? Fate qualcosa in particolare? Vi chiudete in sala? Non so, raccontami un po'. No, non c'è nessun ritmo particolare, però è una cosa simpatica questa, mi fa pensare, non so, quelle band degli anni 60, gli anni 70. Allora no, noi di solito facciamo in questo modo, i brani li scrivo io, li compongo io e quindi poi li presento in sala, di solito li presento in versione acustica, quindi chitarra e voce. Una volta in sala magari vengono fuori delle idee, si procede con gli arrangiamenti, quindi a volte brani che nascono per sembrare, insomma, visti, immaginati come delle ballad, invece vengono fuori poi magari dei brani comunque rock. Un esempio nel nostro disco è Ti racconterò, un brano nato un po' così, chitarra e voce, sembrava una canzone cantautorale, un po', insomma, invece poi è venuto fuori comunque un brano rock. Vabbè, poi si dice che quando un brano già funziona in acustico funzionerà sicuramente anche con l'arrangiamento. Già un brano, se suona chitarra e voce, suona bene, o piano e voce, insomma vuol dire che ha qualcosa da raccontare. E poi le emozioni sicuramente sono alla base di tutto. Io volevo chiederti invece un'altra cosa. Cosa vi aspettate da questo album? Perché la scena musicale italiana, soprattutto rock italiana, non è semplicissima. Chiaramente sì, oltretutto sappiamo bene che il nostro genere è un genere tra virgolette passato, possiamo dire, un po' passato, no? Un rock che strizza l'occhio un po' al classic rock degli anni 90 in Italia sicuramente.
Quindi cosa ci possiamo aspettare? Sicuramente l'obiettivo nostro è quello di fidelizzare il nostro pubblico, cioè chi ci ha sempre seguito, di ritagliarci comunque un piccolo spazio all'interno del panorama musicale italiano. È un parolone, un grosso obiettivo, sembra piccolo, ma in realtà questo è davvero un grosso obiettivo, quindi il nostro pubblico, cerchiamo un nostro pubblico. Sicuramente non è il pubblico oggi indie alternative che va per la maggiore nei circuiti underground, quindi su questo. E sicuramente ciò che desiderate è suonare il più possibile in giro e perché no, per il mondo, ecco, perché no? Sarebbe una cosa bella. Intanto abbiamo organizzato i primi 3 showcase in Sicilia del disco per presentarlo. Il primo è stato domenica 20 novembre, quindi già passato, a Ragusa. Ce ne saranno altri 2, uno il 3 dicembre all'Auditorium Rai di Palermo e poi il 18 dicembre finalmente a Catania al MA. Ma l'obiettivo chiaramente è quello di uscire fuori dalla Sicilia e ci stiamo muovendo in tal senso. Spero che da gennaio avremo un quadro della situazione, anche perché noi siciliani abbiamo un po' più di difficoltà nel doverci spostare, i costi di trasferta non sono cosa da poco. È vero, hai ragione, però incrociamo le dita per i Carbonica, sicuramente andrà tutto alla grande, vi verremo a trovare a Palermo, a Catania e poi chissà, magari andrete anche fuori e il nostro pubblico che ci ascolta anche attraverso internet, dall'altra parte anche del mondo, chissà, magari conoscerà prestissimo i Carbonica. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto, vi auguro veramente di vivere il più possibile di musica e sempre, 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 sempre perché la musica riempie il cuore. Grazie Riccardo e grazie Carbonica. Paola, grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao! Ciao!